Il 2014 inizia con una novità più che positiva per la sanità veneta che nella sua ultima seduta del 2013, su proposta dell'assessore Luca Coletto, ha istituito una nuova organizzazione per la lotta al tumore al seno, denominata Breast Unit. Tali unità faranno riferimento al modello organizzativo Hub and Spoke, con la creazione di una rete oncologica avente come fulcro l'Istituto Oncologico Veneto, in sintonia con le aziende ospedaliere di Padova e Verona e in collaborazione con le attività di specializzazione ed eccellenza delle US sul territorio. La buona sanità, dichiara il presidente della regione Luca Zaia, è fatta anche di organizzazione e questa è stata realizzata con lo scopo di dichiarare una vera e propria guerra al cancro al seno, che in Italia rappresenta la prima causa di morte nelle donne tra i 35 e i 50 anni. L'obiettivo è quello di diagnosticare e curare senza lasciare un minuto di vantaggio al male, a partire dagli screening presenti in tutto il Veneto, passando per la visita senologica per arrivare all'eventuale intervento chirurgico e a tutta l'assistenza necessaria nella fase successiva fino alla guarigione. Con questo sistema si ridurranno i tempi degli interventi e soprattutto si eviterà di correre il rischio di affidarsi a strutture non adeguate. Fondamentale sarà infine l'aiuto del volontariato, il cui lavoro sarà concentrato sulle attività di informazione, di ascolto e assistenza umana e psicologica per il recupero psicofisico dopo la malattia.